Sono qui per parlare di velocità. In realtà non si vede di là, non si vede. Sono qui per parlare di velocità. In realtà non sono un allenatore di velocità. Nella mia società c'è già un allenatore di velocità che segue i velocisti. Io seguo i saltatori, le saltatrici e le prove multiple, quindi ho la fortuna però di lavorare molto con la corsa. Allora, niente, ho allenato fino a marzo di quest'anno Laura Strati e niente, ci siamo allenati assieme dal secondo anno allieva, aveva 5,65, non parliamo di salto in lungo, vi do una rapida carrellata, non troppo rapida. Lei, secondo il mio parere, non è mai stata una vera saltatrice in lungo. È sempre stata una velocista a cui piaceva saltare in lungo e quindi per me allenare una che ha voglia di saltare, però vedevo che è una velocista perché non aveva a quel tempo delle qualità elastiche evidenti, non è stato un problema perché a me poi i salti, io arrivo dai lanci, per allenare i salti tra salti e lanci secondo me c'è molta correlazione, abbiamo una forza esplosiva da una parte, una forza esplosiva dall'altra. Lei è arrivata allenata molto bene dai tecnici che mi hanno preceduto ed è arrivata da me da junior, primo anno junior, e mancava solo un po' di forza, quindi abbiamo cominciato a lavorare con la forza, però con carichi non troppo esagerati, andavo più sulla forza esplosiva, quindi carichi non massimali, però la velocità di esecuzione era buona, molto alta. Aveva già a quel tempo molta determinazione e questo ha facilitato tutti i lavori e come ho detto prima mancava un po' di forza e di forza elastica e di forza generale. Si vede, buon, perfetto. Questo è l'andamento nel salto in lungo degli anni, quindi abbiamo una crescita continua e molto regolare. Non abbiamo fatto dei salti o dei lavori massimali, siamo stati abbastanza tranquilli e nei primi anni si aumentava ogni anno di circa 20 cm, in media circa 20 cm. Poi ha avuto nel 2011 un infortunio importante e da 7,6 è scesa. Abbiamo fatto degli anni abbastanza difficili dove voleva anche mollare. Al secondo infortunio, il primo infortunio era a livello posturale, a livello schiena, il secondo infortunio invece a livello tendineo. Lì abbiamo lavorato in maniera diversa, lei non poteva né correre né saltare, non poteva fare che pesi. Abbiamo lavorato in palestra 3 mesi con tutte le possibili tecniche, non di alzata, perché poi lei in maniera la conformazione che ha della schiena è molto strana, nel senso che non ha una cifosi, non ha una lordosi, una cifosi normale, tra virgolette, è abbastanza dritta, quindi portare dei pesi sopra la schiena più di tanto dava fastidio e quindi ci siamo inventati tanti modi diversi per poter far forza. E questi 3 mesi secondo me hanno cambiato la cilindrata di Laura. Siamo passati appunto ha avuto l'infortunio ad aprile, da aprile a luglio abbiamo lavorato in maniera molto intensa appunto solo in palestra. Quella è stata la nostra preparazione invernale, perché da settembre poi alle prime gare di febbraio è passata appunto a fare 6,40 m, 6,50 m e da lì poi ha continuato a tenere quella tendenza. Ecco, stiamo parlando di velocità. Qui negli stessi anni
ho cercato di mettere insieme i 100 metri che sono sopra e i 60 metri che sono leggermente più correlati al lungo. E sopra abbiamo una tendenza appunto ad aumentare anche lì i livelli, quindi siamo stati abbastanza tranquilli. E soprattutto nei 60, poi noi abbiamo più fatti dal 2014, abbiamo fatto una garetta nel 2016, ma dal 2014 non abbiamo più fatti perché volevamo appunto lavorare molto di più nei salti, però la tendenza era molto buona, siamo arrivati a 7,53 di personale. E questo è Laura. Poi Beatrice, qui invece siamo partiti un po' prima, dal primo anno cadetta, e la mia domanda è sempre stata: è una velocista, è una lunghista? Anche perché poi ha vinto il campionato italiano allieve di velocità, incazzatissima perché il giorno prima aveva fatto 3 nulli, e quindi il giorno dopo, nei 100 metri sotto l'acqua col vento contro, ha fatto il personale dell'anno a fine settembre. E quindi poi uno si fa delle domande e dice: beh, cosa sto allenando? 2 persone completamente diverse, lei ha le qualità della lunghista anche a livello giovanile, rispetto a Laura, 2 persone completamente diverse. In alcuni test che faccio di solito in campo, dei salti a piedi pari, quindi salti pliometrici, diciamo, però partenza non dall'alto, ma la partenza come un pallavolista, 2 passi su, abbiamo un differenziale tra le due di circa 10 cm, anche se l'altezza è di 2-3 cm. Beatrice molto meglio. Anche lei gli piace più saltare, quindi è tra l'altro predisposta anche per le multiple, quindi ancora più dubbi, però le piace saltare, quindi chiaramente se una piace una cosa, per fargli fare la cosa al meglio si consiglia, ma poi si segue il volere dell'atleta. Come dicevo, ha molta forza elastica e stiffness, nel senso che anche a livello di corsa il numero di appoggi tra Laura e Beatrice è di 4, 5, 3 o 4 in meno rispetto a un 100 metri, quindi un 100 metri, se conto il numero di appoggi, Beatrice ne fa molti meno. Qui abbiamo la correlazione con il lungo, che si è un po' appannata in questi anni, ha avuto dei momenti difficili, adesso sta crescendo. E saltiamo pure velocità, qui abbiamo i 60 metri, anche qui stiamo andando sempre in maniera positiva. I 100 metri, dove siamo arrivati quest'anno a un 11,89, e i 200 metri che siamo scesi per la prima volta quest'anno sotto i 24 secondi. Allora, come lavoro sulla velocità? Non faccio teoria, non sono adeguato a parlare di teoria, vi dico solo come lavoro io. Allora, l'ambiente che abbiamo a Cassola non mi permette di lavorare ad alta intensità in inverno. Tanto freddo, allenamento serale e siamo all'aperto. Non abbiamo nessuna palestra, nessuna condizione che mi permetta di correre al caldo e con un po' di strada. Come dicevo prima, non alleno velocisti, e quindi vi dico un attimino con queste premesse cosa vado a fare. Allora, per prima cosa, appunto perché ho delle lunghiste, non ho mai fatto lavori lattacei di lunghi. Parlo della classica corsa oltre i 200 metri con recupero incompleto. Ne faccio poco con gli altri. Okay, quindi anche con le prove multiple non ho ragazzi di età elevata, nel senso che ho 2 junior, quindi uno ha appena compiuto 18 anni, l'altro li deve compiere, li compie adesso a fine il 24 di dicembre, quindi sono giovanissimi, e non ho mai fatto lavori lattacei di un certo tipo, quelli classici, diciamo. Non ho mai lavorato in frequenza o ampiezza.
Quindi i lavori di quello che sento sui libri, di quello che ho letto, quindi la frequenza, l'ampiezza, lavorare molto in frequenza, lavorare molto in ampiezza, con tutte e due, correlare una all'altra, vedere, cronometrare, contare, mai fatto. In inverno uso il cronometro solo per far salita il sabato nel primo pomeriggio. In inverno, appunto, avendo nel freddo, io ho una certa paura nell'usare il cronometro, perché se ho il cronometro in mano i ragazzi vanno a intensità massimale e non me lo posso permettere. Però me lo posso permettere il sabato. Noi abbiamo una salitella vicino al Brenta e in quella salitella il sabato uso il cronometro, abbiamo una temperatura leggermente più elevata e lì abbiamo i nostri 2 punti, abbiamo dei 40 metri e degli 80 metri e lavoro lì. Il lavoro che sto facendo adesso è un lavoro in piramide, di solito faccio 3 triple. Abbiamo una misura nei 40 metri, una misura degli 80 metri, la salita non è troppo intensa e ho cominciato a lavorare con un 40, un 40 e un 80 per 3 con recuperi. Un minuto? Mamma mia, velocissimo allora. Con recuperi 3 minuti, 5 minuti, quindi un recupero anche magari poco adeguato per l'ultimo, ma alla fine arrivavano abbastanza provati. E stiamo arrivando adesso a 40, 80, 80 per 3, per dopo riscendere fino ad arrivare ad allungare i tempi di recupero e a fare appunto a ritornare a 40, 40, 80. Per me nel lungo lo vince chi è più veloce a parità di forza, quindi ho sempre chiesto alle ragazze di arrivare alla velocità di stacco nella massima velocità possibile. Lavoro con la corsa veloce in tutte le specialità, nel senso che saltatori in alto e saltatori, ho 2 saltatori in alto che sono tra i più veloci, appunto fanno parte anche delle rispettive 4% della mia società, e quando lavoro con blocchi di velocità lavoro dal corto al lungo, cioè faccio una piramidina 3x30, 2x50, 1x80, quando lavoro nel corto, diciamo, se lavoro nel medio faccio 80, 100, 120, recuperi sempre molto alti appunto per non andare a sollecitare troppo il lavoro lattacido. E tengo lontani tra loro almeno 3 o 4 giorni i lavori di velocità intensa. Quindi in questo caso qua, sabato, nell'inverno c'è solo il sabato, quindi abbiamo una settimana di tempo tra un lavoro di intensità e un altro lavoro di intensità. Bene, basta allora. C'erano i programmi dopo, li troviamo. Allora, grazie, anche se le abbiamo troncato le ultime 4 slide. Sì, puoi farle vedere velocemente quanta velocità faccio nella settimana. Allora, mentre commento rapidamente, mi hanno colpito 2 aspetti. Il primo, come spesso accade a molti allenatori, cioè lui ha parlato di un salto di qualità di Laura Strati quando a causa dell'infortunio è stato costretto a fare un lavoro che altrimenti non avrebbe mai fatto. E questo è capitato a molti allenatori, va bene, di dover intervenire per infortunio su alcuni distretti muscolari e poi quando è tornato alle gare si è accorto, capito che quella era la strada giusta. Mi fa pensare questo ai prossimi ragazzi che arrivano a quell'età, però. Esattamente. La seconda cosa che mi ha colpito, e è ottima come valutazione che lui ha fatto, di non essere fissati con il cronometro, perché di fronte al cronometro continuo i ragazzi si cuociono e tendono a tirare, rischiano gli infortuni. Poi lui ci ha spiegato che allena dove le temperature sono molto basse, e seconda cosa, padroneggiano poco la tecnica, perché se tu c'hai il cronometro e l'atleta tende a correre è meno attento ai particolari della tecnica.